il sindaco della città di Paderno Dugnano, onorevole Ezio Casati. Grazie mille Boris, buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti, un saluto particolare affettuoso ai rappresentanti delle forze dell'ordine che sono sempre presenti nelle nostre manifestazioni pubbliche, un saluto a tutte le associazioni che oggi ci accompagnano in questa importantissima giornata istituzionale. Un saluto e chiedo ancora un applauso alla nostra banda e alla Junior Band che oggi ci hanno veramente onorati di essere presenti completi in tutta per rendere un grande omaggio a questa festa importante. Guardate, praticamente in contemporanea a Roma il Presidente della Repubblica insieme alle altre cariche dello Stato stanno celebrando la stessa ricorrenza. Io indegnamente ritengo di ispirarmi come valore, come visione politica al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a lui, rubando una frase di un suo discorso proprio dedicato, la voglio leggere. Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire oggi agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli sono stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Di questo dobbiamo essere fieri, senza che questo possa indurre a trascurare i tanti problemi, le tante difficoltà che emergono. Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d'animo. Il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa di tutti gli italiani. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Ho provato a ragionare oggi se il 25 aprile c'era una grande emozione in me moltiplicata molte volte. Ho voluto provare a ragionare sul significato di questa ricorrenza. Questa settimana la Camera dei Deputati ha reso onore ai 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti e se vogliamo pensare alla storia della Repubblica non pensare che probabilmente quello è stato l'inizio di un percorso devastante dell'occupazione nazifascista che si è conclusa poi con lo splendore del 25 aprile e che poi si è completamente conclusa con la celebrazione del referendum che scelse tra monarchia e repubblica e fortunatamente prevalse il voto della Repubblica. Non un voto scontato, perché furono 2 milioni la differenza di voti, 12 milioni e mezzo votarono a favore della Repubblica e quasi 10 milioni a favore invece della monarchia. Quella monarchia che fu protagonista di quegli anni bui perché sottoscrisse le leggi razziali, fu cieca rispetto al grido di tanti bisogni, fu sorda rispetto al popolo che aveva veramente dei grandi problemi. Quella Repubblica nata il 2 giugno del 1946 è figlia e madre di quella Costituzione che poi un anno e mezzo dopo venne approvata dai padri fondatori della nostra Repubblica. Quindi una festa importante, giustamente in passato fu tolta come celebrazione festiva e poi rimessa perché è probabilmente la festa che sancisce definitivamente la fine di un percorso buio che ha colpito il nostro Paese. Molte riflessioni mi arrivano in questi giorni. Guardate, una riguarda il mio papà. Mio papà fu chiamato a prestare servizio militare nel 1942, ma tornò a casa dopo il 2 giugno perché fu trattenuto per garantire la correttezza dello svolgimento del voto. Era a Torino
e mi raccontava come questo entusiasmo della gente che andava a votare, l'ultimo film bellissimo che ci ha donato Cortellesi su questa grande gioia rispetto ad una vita difficile, però quella grande gioia di quelle donne che per la prima volta andarono a votare e votarono insieme a tanti altri per la Repubblica. Permettetemi poi veramente il saluto personale. Oggi io concludo in veste ufficiale un percorso che mi ha visto per 14 anni sindaco di questa comunità. Lo lascio con molta leggerezza d'animo, nel senso che, guardate, ho avuto modo di dire, la mia esperienza politica mi ha portato in tanti luoghi prestigiosi, però io qui ho lasciato 14 anni di intenso lavoro, con tutti i limiti che uno ha, con gli errori che non sono sicuramente mancati, ma mosso sempre da quello spirito che è quello del servizio alla propria comunità. Tra tutte le cose che uno che si occupa anche di politica può fare è quello di servire la propria comunità. Ecco, io questo ho tentato di fare e, se posso dire, con questo spirito lascio veramente con il cuore sereno per aver fatto quello che era nelle mie capacità. Soltanto un appello prima di salutare, e lo dico veramente a tutti: fare il sindaco è in questo momento un gesto di coraggio, è un gesto di grande sacrificio, e questo è quello che deve spingere chiunque si impegni a fare ciò, perché questo è quello, chi riassume con facili slogan o con ricette semplici che si risolve tutto, o non sa o non vuol sapere o vuole apparire. Questo è un problema. Quindi, chiudendo questa bellissima manifestazione con una giornata meravigliosa, salutando di nuovo tutti voi, saluto la mia segreteria che anche oggi mi ha accompagnato preparando questa giornata meravigliosa, saluto tutti voi e ci si incontrerà sicuramente per la via di questa città meravigliosa, convinto che questa città sarà sempre illuminata e, che dire, lascio con molta leggerezza, con un po' di nostalgia, soprattutto per lasciare quei rapporti personali che certo rimarranno ma non si riverranno più con la quotidianità. Viva il 2 giugno, viva la Repubblica, viva Paderno Dugnano, e veramente grazie a tutti per questi anni. Grazie.